È finito sto 2020 di merda. Finalmente è finito questo 2020 di merda. Cose veramente allucinanti. Non ci ho creduto manco per un attimo alla rimonta. Non è sempre domenica solo perché giochiamo contro la Roma. Non significa che ogni volta andremo a rimontare le partite. Veramente, forse credo sia una delle prime volte in cui ehm, mi rode veramente tanto il culo, cioè sono incazzato, partita veramente brutta, abbiamo sprecato un botto, Simeone, Oliva, partita veramente brutta, non ho visto un buon Cagliari, non ho visto l'atteggiamento, non ho visto nulla oggi non ho visto veramente nulla. Devo essere sincero, però mi sono un po' illuso sull'1-1. Scusate che c'è un po' di casino, mi sposto da là. Mi sono un po' illuso sull'1-1, pensavo che qualcosina avremmo potuto fare, perché comunque bene o male le possibilità c'erano, le abbiamo avute, specialmente perché la Roma comunque ha concesso qualcosa, fortunatamente, ma sfortunatamente noi non siamo riusciti a gestirla. Partita veramente di merda, sono incazzato. Non dico di Francesco out, però è un paio di partite in cui non si vede nemmeno più l'unica cosa che ha portato Di Francesco a Cagliari, ovvero la mentalità. Non va bene, così non va bene, così non si può andare avanti, così mi rode il culo, così mi rode veramente il culo, basta, basta. È finito quest'anno di merda, io spero che la prossima, cazzo, sarà contro il Napoli, lo so, però urge avere qualche punto in più. Bisogna fare punti, ne abbiamo persi troppi, bisogna rimediare. È contro il Napoli, dovremmo vincere contro il Napoli, basta. Non se ne può più, non se ne può più, veramente. È arrivata alla fine la giustificazione. Bisogna aspettare che Di Francesco si ambienti, perché penso che praticamente quasi tutto il giorno di andata sia abbastanza bastato per aspettare che Di Francesco si ambientasse. Secondo me lo ha fatto. Però l'unica cosa che ha portato di buono a Cagliari, ovvero la mentalità, l'unica cosa che si era vista di un Cagliari che non si vedeva da anni, la mentalità, manca anche quella. Basta, non se ne può più, non se ne può più, non se ne può veramente più. Basta, mi sono rotto il cazzo. Mi sono veramente rotto il cazzo. Complimenti alla Roma che ha giocato una partita come andava giocata, ha vinto nonostante non abbia giocato tutto sto granché. Rosico per il semplice fatto che a noi ci sarebbero bastati tre mezzi Smalling in difesa per riuscire a gestire una partita come Cristo comanda, perché anche Godin oggi mi ha fatto incazzare. Se non ci fosse stato Gragno in porta, io non so quanto avremmo perso. Oggi, regà, me rode veramente il culo. Poi capirai, per me questo è un derby, quindi quando perdo me rode ancora di più il culo. Oggi no, oggi mi rode veramente il culo. Cioè, se avessimo avuto tre mezzi Smalling là dietro, qua partita non sarebbe finita con tre gol presi. Non sarebbe finita con tre gol presi. Cioè, che cazzo di intervento ha fatto Smalling all'ultimo? Di una precisione disumana. Davvero ci sarebbero bastati tre mezzi Smalling a noi. Tre, tre. Santo Dio. Per non dire qualcos'altro. No, 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 no. Basta, non se ne può più, non se ne può più. Mi sono rotto il cazzo. Mi sono rotto il cazzo. Ok, la mentalità è tutto quello che te pare, ma io voglio i punti, voglio i fatti. Voglio i fatti non stanno arrivando. Bisogna fare qualcosa sul mercato. Pure Oliva. Oliva tra un po' ci fa autogol. Ma Nainggolan costa troppo. Ho capito, ma sempre meglio di Oliva. E dai, su. Ma di che cazzo stiamo a parlare, raga? Cioè, io non ce la faccio più. Io sopporto, butto giù, ma una certa uno si rompe pure le palle. Eh sì, giocavamo contro la Roma e quello che te pare, ma oggi tutto quello che potevi fare di sbagliato l'hai fatto. Simeone si è mangiato quel gol. Sullo svantaggio, comunque il Cagliari non ha dimostrato di voler porre rimedio allo svantaggio. Ha continuato a giocare una partita di merda. Di merda. Abbiamo fatto un qualcosina di meglio quando abbiamo pareggiato, ma lì in poi comunque zero. Cioè, sostanzialmente zero, linea piatta. Encefalogramma piatto, elettrocardiogramma piatto, tutto piatto.
Pure Nandez non è più il solito. Nandez non è più il solito. Poi ci si è rotto pure Rog. E speriamo che non sia niente di grave. Non so, a centrocampo siamo rimasti con Caligara. Con Caligara. Oh, io non lo so, non lo so. Cioè, non riesco a... Il migliore in campo, chi può essere? Cragno. Cragno. Perché se non ci fosse stato lui in porta avremmo preso 6, 7 gol, 8 gol. Veramente una partita di merda. Oggi, regà, mi rode il culo. Oggi mi rode veramente il culo. Meno male che siamo levati dal cazzo sto 2020 di merda. Che tra Cagliari, pandemie, e tutto di merda. Tutto di merda. Meno male che è finito. Siamo levati dal cazzo. Speriamo che 2021, almeno per quanto riguarda il Cagliari, sia leggermente meglio. Ma accontenterei del leggermente meglio. Tutto ciò che mi potevo rompere oggi me lo sono rotto. Oggi me lo sono rotto. Butto giù il pareggio all'ultimo con lo Spezia. Butto giù il pareggio col Parma, che è una squadra, mi duole dirlo, indecente. Il Parma è una squadra indecente, rovinata dal nostro ex direttore sportivo. Avevamo tutta la possibilità di vincere da quella partita, non l'abbiamo vinta. Ci siamo accontentati del punto. Non facciamo una prestazione buona, penso, dalla partita con l'Hellas, forse, se non ancora prima. Non lo so, che volevamo fare? Cosa vogliamo fare? Che schifo. Meno male che è finito questo 2020 di merda. Poi tanto so già che magari qualcuno... Non so se qualcuno se ne uscirà nei commenti dicendo ma tu dicevi che il Cagliari doveva andare in Europa League, ah, coglione. Allora, io ho sempre detto e continuerò a ripeterlo. Il Cagliari ha come obiettivo l'Europa League. Perché se una squadra spende 50 milioni in 2 anni, cosa che il Cagliari per spendere 50 milioni deve aspettare come minimo 10 anni, se il Cagliari ne spende 50 in 2 anni, significa che ha sulla base l'idea di rientrarci di quei soldi e l'unico modo per farlo adesso è la qualificazione in Europa. Io non ho mai detto che ci andrà. Ho detto che, supponendo, l'idea della dirigenza è quello di ottenere un posto in Europa. C'è ancora la possibilità di prenderlo con la Coppa Italia, ma contro l'Atalanta non se la portiamo da casa, ovviamente. Però non significa che ci andrà. Ok? Potremo, anzi quasi sicuramente a sto punto non andremo in Europa, ma ripeto che secondo me l'obiettivo della società e della dirigenza è quello dell'Europa. Poi, se ci andremo o non ci andremo, quello è un altro paio di maniche, non dipende da me, non dipende da voi, non dipende dalla società, dipende da chi scende, cioè dipende parzialmente dalla società, dipende da chi scende in campo. Se si segna e si fa sempre un gol in più dell'avversario, in Europa ci si va. Se invece contro la Roma cominci pure a cagarti sotto e difendi a 5 e poi per qualche assurdo motivo tu con la difesa a 5 schierata vuoi fare un contropiede, lì si vede che difficilmente potrai ambire a questo traguardo. Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.